saluto a tutti gli amici di Recta Sport, siamo in diretta dal Palamura di Porto Torres per presentarvi la prima delle due giornate di Final Four di Coppa Italia per il basket in carrozzina. La prima delle due semifinali che seguiremo vedrà i padroni di casa del GS di Porto Torres sfidare i pluricampioni in carica della Briantea 84 Cantù nella partita che mette contro i primi e i quarti in classifica al momento del giro di boa del campionato. Possiamo già fornirvi i quintetti con Cantù che scende in campo con il numero 4 Papi, con il 5 Geninazzi, con il 14 Damian Berdun, con il numero 7 Raul Rai, con il 10 Santorelli. Risponde Porto Torres con di Coach Sené, con il numero 3 Mosler, con il 5 Bandura, con il 10 Filipski, con il 14 Puggioni, con il 20 Jimenez. Io ne approfitto per salutare e ringraziare il coach Carlo Di Giusto che mi accompagnerà in questa telecronaca. Buonasera coach. Buonasera a tutti e divertitevi. Tutto pronto. Arbitreranno i signori Marco Graziani di Ravenna, coadiuvato da Emanuele Palazzo di Roma. Al tavolo invece Vincenzo Volpe della sezione di Savona. Si scambiano gli ultimi favori le due squadre, si sfidano come già detto prima e quarta della classe. Cantù arriva a questa sfida con un solo incontro contro Porto Torres, almeno per quanto riguarda la stagione in corso. È andata bene per i giocatori di coach Bernia. Hanno vinto quella come le restanti 12, ancora imbattuti, sempre vinto in campionato Cantù. Arriva quindi da strafavorita a questa partita, arriva la prima palla 2, cominciata la partita, primo possesso per Porto Torres e vedremo come penserà di integrare questa partita. Subito il pallone per Filipski, gira verso Puggioni, tanto spazio per pensare per Puggioni, si aprono le marcature coach, primo punto è per Porto Torres. Iniziano a fare una scelta, raddoppiano sul lato forte. Se Luca Puggioni oggi è in giornata potrebbe essere una scelta che potrebbe fare bene per Porto Torres. Intanto ci ha riprovato Berdun, ha provato a rispondere colpo su colpo Cantù, con un nulla di fatto si è concluso il primo tentativo offensivo. Va addirittura Filipski, ci ha provato da 3 punti, nulla da fare, recupera ancora il suo primo rimbalzo di partita, la palla è per Mosler, sul pitturato Mosler, è buono, canestro e fallo. Una grande giocata qui di Mosler. Hanno ritardato il raddoppio su Mosler. Mosler quest'anno è stato forse il giocatore che ha sorpreso di più di Porto Torres. Sotto le planche è veramente difficile da marcare. Come già visto nelle ultime 3 giornate casalinghe di Porto Torres, Mosler continua a essere un treno di questa squadra. Qua va a prendersi anche il suo tiro libero, conclude un potenziale gioco da 3 punti che fa diventare il parziale di 5-0 per Porto Torres, che ha iniziato bene questa partita. Risponde Jack Geninazzi per Cantù, il pallone verso Berdun, il blocco di Santorelli, vediamo se va a prendere il tiro Berdun, invece libera ancora verso Geninazzi, lo stesso Berdun, 6 secondi per chiudere, altro tiro che si conclude con un nulla di fatto. Jimenez recupera un grande pallone per Porto Torres. Bandura, ancora Bandura, si difende dall'attacco di Berdun, non c'è fallo, ancora Bandura, 11 secondi per concludere. Bandura va a prendersi questo tiro, palla sbatte sul primo ferro, ancora Mosler su una ruota, Dominic Mosler. Coach, è un ottimo giocatore Mosler. Assolutamente sì, è quello che è stato un po' il problema per Cantù anche in Coppa Campioni. Cantù ha ottimi giocatori, ali molto forti, ma manca di un centro vero. Dopo un parziale di 7-0 in poco più di 1 minuto e 50 arrivano i primi 2 punti da parte di Francesco Santorelli, ha segnato lui i 2 punti per Cantù, ma siamo già dall'altra parte con Porto Torres in possesso. Filipski, vedremo se tirerà da 3 punti. Ci prova Filipski, palla ancora una volta corta sul ferro, può partire il contropiede di Cantù con Berdun, non perdona Berdun, si rifà sotto prepotentemente Cantù. Una partita che ha tutto, coach, per essere una bellissima partita. Assolutamente sì, un paio d'azioni, è aumentata la difesa da parte della Briantea e ha faticato Porto Torres per trovare un libero
un tiro liberi. Qua Pugioni conferma la sua scarsina percentuale al tiro. Da in là ha un contropiede che finisce con un nulla di fatto per Cantu. Briantea quindi ancora sotto di 3 punti quando sono passati ormai 3 minuti sul cronometro. Occhio a Filipski, all'interno del pitturato Filipski. La palla non dovrebbe averla toccata nessuno, semplice rimessa quindi per Cantu. Ha iniziato bene Porto Torres però, coach. Sì, convinto, adesso diciamo ha sofferto un po' la pressione difensiva, un paio di scelte, le ultime non felici, e infatti non hanno realizzato. Santorelli lascia lì per Geninazzi. Ancora il pallone verso Papi. Rimbalzo è ancora a favore di Geninazzi. 11 secondi per chiudere. Verdun lancia dall'altra parte verso Papi, ancora sotto canestro per Santorelli. C'erano solo 5 secondi per concludere. È un fallo su tiro però, quello fischiato dal direttore di gara. Fallo di Pugioni, se non andiamo errati. Fallo di Bandura, anzi è stato ha Bandura. cercato di stoppare Santorelli ma gli ha girato la carrozzina, un fallo di contatto con la carrozzina. Fallo di contatto, primo per Porto Torres. 1-1 il conteggio dei falli. Mette dentro senza troppi problemi. Un ottimo Francesco Santorelli riportando prepotentemente Cantu a -1. C'è bisogno però di un piccolo stop perché un ragazzo, nella fattispecie Francesco Santorelli, è rimasto a terra. Bisogno di una mano a rialzarsi. Si conclude tutto con la possibilità di rimettere in gioco il pallone. Coach, nella partita di andata di campionato vinse Cantu, ma vinse di misura. Si registrò un grandissimo Filipski, mise a segno 39 punti e 16 rimbalzi. Deve stare attento oggi coach Berni. Neanche ancora Pugioni dalla lunetta. Cantu sta facendo questa scelta di far tirare Luca Pugioni e, come dicevo prima, se lui continua con queste percentuali può essere una scelta che non paga. E Cantu quest'anno ha sofferto in 2 sole occasioni, entrambe perse di 4 punti, tutte e 2 in casa con Santo Stefano e Porto Torres proprio. Squadre che insieme alla Deco Group Amicaci Giulianova si giocano questa Final Four di Coppa Italia. Intanto Filipski esce e rientra dal pitturato, poi serve Bandura alla grande. Fallo di Verdun su Bandura. Primo fallo per lui, anzi è Mosler il ragazzo rimasto a terra. Sì, si trattava proprio di Dominic Mosler, che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Si ricomincerà. Con una semplice rimessa. Palla Pugioni, lasciato libero di tirare, vediamo se sceglie ancora la via del canestro. Va Pugioni, corto, peccato. 2 dentro e 2 fuori, 50% al tiro per Luca Pugioni. Ora c'è da difendere però, punteggio di 9-8 ancora per Cantu. Arriva un altro fischio. Fallo di Dominic Mosler, si trattava di un fallo a tiro. Viaggio in lunetta, primo per Verdun. Parte il 14 e mette dentro, chiude il suo personalissimo gioco da 3 punti. 11-9, massimo vantaggio in questi 4 minuti e mezzo per Cantu. Vedremo ora quali saranno le armi di Porto Torres per provare a rimetterla in piedi. Filipski, 7 secondi per concludere, passa da Bandura, non è mai una cattiva idea, pareggia Porto Torres. Coach, anche in questo caso Bandura libero di tirare, di pensare, ha tirato e non ha sbagliato. La sua mattonella è una scelta che spesso fanno anche nella nazionale polacca,
lui va a cercare un piccolo proprio per tirargli addosso, stavolta nonostante la difesa di Raurai è riuscito a realizzare. Ci sono 3 interpreti che giocano nella nazionale polacca in campo per Porto Torres. Hanno fatto le fortune di questa squadra quest'anno senza ombra di dubbio. Bandura sotto canestro, ha provato a servire Mosler. Palla invece recuperata da Geninazzi. Stesso Geninazzi sotto canestro per Santorelli, sbaglia il primo tiro, Pugioni è un corto, sbaglia anche il secondo, anzi si trattava di Papi e non è riuscito 2 calci di rigore a trovare la via. 2 calci di rigore, dice il coach. Sicuramente ragione lui. Arriva terzo fischio arbitrale contro Porto Torres. Allora Geninazzi pronto a rimettere in gioco il pallone. Palla a Berdun. Raurai, c'è sotto canestro Santorelli, va da solo Raurai, ha sbagliato anche questa. Briantea che tira con il 51% da 2 punti, qua non sta confermando le sue impressioni durante questo campionato. Intanto è partito Mosler, Dominic Mosler, 13 pari. Cambio nelle file di Cantù dopo 3 errori consecutivi di Papi e entrerà Filippo Carrossino. Dentro quindi Carrossino alla prima occasione disponibile rileverà Papi, reo di aver sbagliato 3 tiri consecutivi. Intanto Cantù ha 3 secondi per concludere e lo fa con una grande giocata di Francesco Santorelli. Un gancio alle spalle proprio della difesa, è riuscito a portare ancora avanti i suoi di 2 punti, partita che però sembra voler rimanere sul binario del punto a punto. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora si riparte con Geninazzi in possesso di palla per la Briantea. Ancora Geninazzi, palla fuori verso Berdun, aveva tanto tempo per concludere, si accontenta di tirare così da 2 punti senza marcatura, non trova però il 4º punto di questa partita. E allora Pugioni ha spazio per tirare, stavolta non tira, sceglie Filipski, 7 secondi per concludere. Filipski prova ad arrivare dall'altra parte dove c'è Bandura che recupera questo pallone. Bandura addirittura! Cosa ha combinato? Cosa ha combinato? Christoph Bandura si è inventato un gancio dai 7,5 metri. Meraviglia Christoph Bandura, costretto a chiamare il primo time out. Coach, ma cosa abbiamo appena visto? Allo scadere dei 24 l'unica possibilità che aveva era tentare questo gancio e al di là che ha fatto canestro è stato un canestro con un ciuffo, senza toccare tabella, senza rimbalzare sul ferro, direttamente. Eccezionale Christoph Bandura. Porta anche avanti Porto Torres a +1 in questo momento. Mancano 2 minuti e 17 secondi alla fine del primo quarto. Si sta divertendo Porto Torres, si sta divertendo anche Cantù, ci stiamo divertendo noi, coach. Partita interessantissima, tutto pronto per ricominciare. Ricordiamo che in tutte le partite vinte da Cantù, quelle dove ha sofferto tanto sono proprio quelle con Santo Stefano, ma soprattutto Porto Torres vinte entrambe con un punteggio di misura. Sarà sicuramente con il dente avvelenato coach Sené e tutti i ragazzi in questo momento in campo. Non ci sono cambi nei quintetti. Allora Geninazzi verso Carrossino, palla lì sotto per Berdun, avanti di 1 ancora la Briantea. Filipski si gira 2 volte, Filipski in mezzo a tutti, grande palla per Bandura.
Bandura sceglie Pugioni, ha spazio per tirare, ci deve provare Pugioni, lo fa! Buttando dentro il punto numero 17-18. Se questa è la scelta di Cantù, la mirata dall'inizio finché Pugioni segna non è una scelta che paga per Cantù. ancora il tentativo di Raurai, messo dentro. Ottimo canestro da sotto di Raurai. Ora Oscar Jimenez e Bandura, la palla è ancora per Pugioni, lo fanno ancora tirare, vediamo se sceglie di andare al tiro, va invece da Mosler sotto canestro, c'è fallo fischiato a Geninazzi. Che parla con Jimenez perché hanno preso un paio di canestri sul loro lato da Raurai proprio perché non si sono capiti sul cambio, e sicuramente Filipsi sta chiedendo di rimanere lui sul lungo e Jimenez deve seguire il piccolo. Intanto ritorniamo con Pugioni con la palla fra le mani, stavolta va fuori, rimane la sua personalissima percentuale del 50% in questo primo quarto, 51 secondi alla chiusura. Geninazzi per la Briantea, 11 secondi per concludere, va ancora corto Geninazzi. Allora palla recuperata da Porto Torres con Mosler, lotta Bandura e Filipski, mantiene il possesso ancora Mosler fino in fondo, Mosler tutto da solo, Mosler è una magia di Dominic Mosler, cost to cost magnifico, è partito dal suo sottocanestro, dal suo pitturato. Si è ritrovato a segnare il 20° punto per Porto Torres. Geninazzi prova a rispondere Cantù. Verdun. C'è Raurai sotto canestro, servito invece Carossino. Interessante il tracciato disegnato da Carossino. Arriva però la prima sirena di questa gara contro qualche pronostico. Avanti finisce Porto Torres. Ma in questa fase sicuramente Cantù ha trovato dei canestri su errori difensivi di Porto Torres più che su gioco costruito. Ha avuto un paio di occasioni in contropiede, una realizzata e una no da Verdun, e forse adesso con questo quintetto, essendo Papi anche un tiratore dall'esterno, cosa che non è Carrossino, sicuramente può trovare più difficoltà dal punto di vista offensivo Cantù. Noi ne approfittiamo per prendere un minuto di pausa, torniamo qua per l'inizio del secondo quarto, rimanete incollati ai canali di Directa Sport. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Rieccoci, siamo pronti per l'inizio del secondo quarto. Il primo ha visto una partita bellissima, a tratti veramente spettacolare, finita sul 20-19 per Porto Torres. Tutto pronto quindi per l'inizio del secondo quarto. Vedremo quali saranno le scelte di coach Bernia, che sembra mantenere il quintetto, coach. Sì, in questa fase con l'uscita di Papi, ecco, saranno costretti ad andare a giocare più vicino al canestro, perché Carrossino non è un tiratore da fuori. Da fuori no, di sicuro. Qua però mette i primi 2 punti della sua partita, fa 21-20. Cambiato difesa alta.
Filipski. Lotta Filipski e subisce il fallo di Santorelli, Francesco Santorelli. Primo fallo della sua partita. Dopo 30 secondi c'è Cantù avanti, ma è una partita che ci ha fatto vedere di poter cambiare da un momento all'altro. Puggioni, Jimenez non offre la soluzione, lo fa Bandura, prova a girarsi, ancora Bandura, c'è Puggioni. Arriva un fischio del direttore di gara, tratta di Marco Graziani. Fallo per Porto Torres, che potrà usufruire la seconda rimessa in pochi secondi. Occhio a Puggioni, viene lasciato tirare Puggioni. 2 tiri liberi però ha subito il fallo di Berdun, coach. Berdun in ritardo, è arrivato e giustamente Puggioni ha preso un tiro perché era difficile con un lungo davanti a quel punto scaricare, ha tentato la sorte e è riuscito a prendere un fallo. Adesso vediamo se riesce a realizzare. Partita molto alta di punteggio comunque in 10 minuti, nel basket in carrozzina 20 punti ciascuno non sono pochi. No, non lo sono affatto. Infatti, come detto, una partita che ci sta divertendo. Puggioni sbaglia. Primo libero. Andrà adesso con il secondo, va Puggioni, fuori anche il secondo. La palla però è per Filipski. Sempre Filipski, coach. Nella partita di andata ha preso 16 rimbalzi Filipski, è un fattore. Grandissima reazione, distrazione dei tre lunghi in difesa, hanno guardato la palla invece di fare taglia fuori e lui si è infilato dietro il blocco di Mosler, ha fatto un ottimo canestro. A Carossino, palla destinata a non entrare, ci riprova Santorelli, grande canestro in allungo, in arretramento, ottimo Francesco Santorelli, fattore per la sua squadra almeno fino a questo momento. Filipski riorganizza l'attacco a Porto Torres, lo fa con il 10 polacco. Palla girata verso Puggioni che va a prendersi questo tiro. Scelta un po' casuale qua di Porto Torres. E allora Carossino verso Santorelli ancora, stavolta corto. Allora si riparte ancora una volta con la palla fra le mani di Filipski. Ecco Puggioni, Moser lascia lì, c'era pochissimo tempo per concludere. Filipski qua sbaglia e lancia il contropiede di Raurai fino in fondo. Un grande Raurai, sembrava essere controtempo. Pregevole qua Raurai, coach. Assolutamente sì, però ecco, manca sempre l'equilibrio offensivo a Porto Torres, perché giocando con i tre uomini più forti fisicamente sui lati soffre nella fase di transizione, perché gioca con Puggioni in punta che non è certo uno che è veloce. Fino adesso sta facendo un'ottima partita in attacco, però con buone percentuali. Ottime percentuali per Puggioni, forse le migliori della sua stagione. Sportivo. Qui rischia l'antisportivo. Ha rischiato un fallo antisportivo perché l'uomo l'aveva saltato e lui con la pedana praticamente l'ha agganciato la carrozzina. L'arbitro però ha fischiato solo un fallo con i 2 tiri. Primi 2 liberi del secondo quarto quindi per Carossino. Va dentro anche il secondo, buonissime percentuali da dentro anche per Carossino, che ha sostituito coach bene, l'uomo che un ottimo tiratore di liberi, Carossino. Bandura tiene lontano il pallone da numero 4 Papi, ci ha provato Bandura da 3. La sua giornata.
giocatore Dominic Bandura. Due bombe della domenica, una di Cancio, questa a tabella all'ultimo secondo. Sicuramente sono stati due canessi importanti. Continua nella sua personalissima lotta con il tiro da 3 punti. Bandura qua. Invece abbiamo visto un grande canestro da parte di Raourai, che ha messo dentro il nuovo vantaggio di Cantù. Allora Filipski fuori dall'arco, Filipski 4 secondi per concludere, Filipski va addirittura a tirare, palla che si avvicina alla nostra postazione non trovando il canestro. C'è da dire che però qua Cantù ha portato una grande difesa in essere. Assolutamente sì, e poi Porto Torres si è ritrovata con 4 uomini sul lato a un certo punto, quindi non ha permesso una rotazione di palla che mettesse in difficoltà la difesa canturina. Nulla di fatto, l'attacco di Cantù si riparte allora con Bandura. Pugioni, palla Filipski verso Bandura, ancora una grande azione, quella di Porto Torres. Christoph Bandura segna e prende fallo. Sta trovando veramente dei canestri impossibili, anche qui andando all'indietro, fra l'altro dopo il contatto è riuscito a mettere 2 punti importanti e adesso vediamo se fa un'azione da 3. Se giocano con equilibrio, adesso 2-2-1. Va Bandura per chiudere il proprio personalissimo gioco da 3 punti. 30-29 Porto Torres, partita a punteggio incredibile. 5:35 per la chiusura di questo secondo quarto. Carossino fuori da Berdun, palla recuperata da Filipski alla grande, lanciato Bandura sotto canestro Dominic, Christoph Bandura. Che partita del 5, che partita del 5 polacco. Chiama time out coach Bernia. Assolutamente una partita molto bella, equilibrata. Porto Torres oggi, oltre i 3 polacchi che sicuramente conosciamo, ha trovato un Pugioni che ha messo quei 3-4 canestri importanti per spezzare un equilibrio difensivo e permette di liberarsi agli altri. Fra l'altro 3 canestri veramente quasi impossibili di Bandura. Cantù deve stare molto attenta. È ovvio che nelle rotazioni Porto Torres potrebbe soffrire situazioni falli o anche di stanchezza fisica, ma con questo quintetto sta veramente rendendo al massimo. Qualcosa effettivamente potrebbe subire, roster corto, quello a disposizione di coach Sené. Ed è vero, è un peccato perché la squadra, soprattutto per quanto riguarda il quintetto principale, è forte e lo sta dimostrando. Vedremo se il maggior numero di uomini a disposizione di coach Bernia alla fine significheranno vittoria. Per ora è davanti Porto Torres. Si ricomincia con Carossino che serve Papi. Ha ripreso il suo posto in quintetto Giulio Papi, palla verso Geninazzi da Carossino continua a non sbagliare un tiro dall'arco. Ottimo Carossino. Filipski prova a far ripartire l'attacco di Porto Torres, il 10 polacco. Ancora Filipski. Vediamo se si inventa qualcosa, mancano 8 secondi però alla chiusura di questo attacco, lancio un po' casuale, ora corre a difendere ma c'è Carossino proprio contro Filipski. Carossino va sotto canestro, ha subito il fallo da parte del numero 10. Terzo fallo di squadra per Porto Torres, coach. Qua le idee sono diventate pochissime una volta ha dovuto fare l'ultimo passaggio. E purtroppo ha tenuto troppo palla in mano per cercare un gioco a 2 con Mosler contro 2 difensori fisicamente forti. Forse se muoveva la palla un pochino prima in appoggio a Bandura avrebbe creato degli spazi. A quel punto diventa difficile in pochi secondi fare una scelta.
Intanto Carossino dentro con il primo libero, la Briantea Cantù tira con il 56% dei tiri liberi. Qua Carossino però è al 100%, almeno da quando ha messo Carrozzina in campo. Invasione di Jimenez. C'è stata invasione di Jimenez, quindi sarà da ripetere il tiro libero. Dentro anche questo. E allora 33-32, nuovo vantaggio per Cantù. Esce bene Mosler, servendo Puggioni, palla verso Phillips che si fa vedere Bandura. Phillips che all'interno del pitturato deve inventare qualcosa al DS. Fa fuori da Puggioni, Carossino non lo lascia tirare, allora Bandura. 2 secondi per chiudere Bandura. Stavolta la sirena che stava per suonare non gli è favorevole. Allora palla recuperata a Cantù con Verdun. Verso Papi passa da Carossino, 6 secondi per tirare, bravissimo, ancora una volta Carossino che fa parte della selezione under 22 della nazionale, coach. Ha fatto parte, adesso è un punto forte della nazionale maggiore, avendo poi lui un punteggio di classificazione 3,5, in Italia ce ne sono pochi purtroppo e quindi nella nazionale dove si gioca a 14 punti invece che a 14,5 diventa fondamentale, ma sta apprendendo delle soluzioni diverse anche dalla media distanza, va sempre a cercare un piazzamento e quindi legge molto bene la difesa sul lato debole. Lo ricordiamo, per la Serie A il punteggio di classificazione che si può inserire all'interno del quintetto è di 14,5, come ha appena detto il coach, in nazionale di 14, così anche in Serie B, nella Serie Cadetta il punteggio di classificazione è solo di 14. Nelle nazionali, come sì. Nelle nazionali anche in Serie B. No, in Serie B quest'anno addirittura si può giocare fino a 17 o 19 punti addirittura con gli abbattimenti. Con i club perché c'è un discorso diciamo più promozionale per permettere a nuovi ragazzi oppure a certe persone di poter giocare, quindi c'è questo livello. Con i club invece è diverso, proprio si gioca a 14,5 e c'è la possibilità di far giocare le donne. Giusto, ricordiamolo perché ha 2 ragazze nel proprio roster a disposizione coach Marco Bernia. 35-32 per Cantù, Puggioni, Phillips in possesso, difende bene Cantù, palla per Mosler, ancora Mosler su una ruota, si conclude con un nulla di fatto, l'attacco portato in essere da Porto Torres nella persona di Bandura. Geninazzi prova a breccare Cantù, lo fa mettendo il punto del 37-32 con Jacopo Geninazzi. Filipski per provare ad accorciare, palla a Puggioni, spazio per Puggioni, stavolta non gli è favorevole il ferro e allora nuova possibilità per Cantù con Raurai, fuori da Carrossino, ancora una volta Carrossino, 12° punto della sua partita, Filippo Carrossino. 39-32, quindi per Cantù che sta provando a mettere un break, coach. Sì, e fra l'altro sta facendo senza stranieri in campo, con 5 giocatori della nazionale italiana e questo non può farmi che felice dal punto di vista della nazionale, ovviamente non del risultato della partita. Sta difendendo molto forte, sicuramente Carossino ha avuto un impatto nella partita molto importante, però la differenza stanno facendo una difesa molto aggressiva. Giusto, ha alzato la propria aggressione difensiva Cantù, lo ha fatto impedendo a Mosler e Bandura soprattutto di arrivare a sotto canestro. Le scelte quindi di coach Bernia stanno premiando perché è davanti di 7 punti
sono tutti i giocatori della nazionale italiana in campo. Lo stesso Raul Railo è intanto qua. Vediamo un recupero meraviglioso da parte di Ahmed Raul Rai, che mette Carrossino nelle condizioni di trovare un altro punto. Dentro Veloce, Matteo Veloce. Dentro quindi Veloce per Porto Torres, fuori Oscar Jimenez. Intanto negli ultimi 3 minuti è salito in cattedra Carrossino, coach, portato quasi da solo al +9. Cantù. Falchi nel Porto Torres. Sì, quindi dentro anche Falchi. Falchi è Veloce. Provare a dare una scossa. Il presidente giocatore Bruno Falchi dentro adesso per quest'ultimo minuto e mezzo, poi sarà primo tempo. Geninazzi dentro da Carrossino, ha subito fallo Carrossino. Contatto da dietro. Contatto da dietro, sarà quindi 2 tiri liberi per Carrossino, dimostratosi fino a questo momento infallibile. (41-32) il punteggio raccontato dal tabellone del Palamura di Porto Torres. Dentro quello che è il 15° punto di Carrossino, 100% dai tiri liberi. Ottima media per Filippo Carrossino. Sbaglia il suo primo libero. 42-32, +10, nuovo massimo vantaggio per Cantù. Fuori Puggioni per far spazio al presidente giocatore Bruno Falchi. Palla proprio di Falchi verso Filipski, deve darsi una sveglia. Porto Torres lo fa con questo tentativo di tripla da parte di Bandura. Il rimbalzo era stato favorevole a Porto Torres, ma erano finiti. Sul tiro non aveva toccato ferro, quindi sono scaduti 24 secondi. Fallo dei 24 secondi quindi per Porto Torres. Allora Carrossino dall'altra parte verso Jack Geninazzi. Ancora Carrossino, non tira. Va dentro da Papi, dall'altra parte per Geninazzi, un po' morbida la difesa di Porto Torres qui. Fortuna che Geninazzi non trova i punti. 43-44. Qua Filipski la fa grossa, rubata palla da Cantù, va con Raul Rai fino in fondo. Raul Rai, 44-32. Secondo quarto incredibile da parte di Cantù, ha messo 12 punti fra sé e gli avversari. Falchi, lo stesso Falchi, 8 secondi per concludere, pochissime soluzioni. Filipski verso Bandura, un secondo sulla sirena Bandura, palla che sbatte sul primo ferro. Il rimbalzo è di Cantù, che poi va anche a subire un fallo, e quindi per quest'ultimo secondo ci ha provato Santorelli, che ha ripreso posto in campo almeno per questi ultimi secondi. È finito il secondo parziale. Coach, Cantù sta dimostrando di essere la miglior difesa del campionato. Sicuramente già le statistiche lo dicono, a una giornata dalla fine del campionato. Una delle sicuramente dei punti di forza di Cantù quest'anno è la difesa, oltre ad avere delle ottime rotazioni. L'entrata di Carrossino sicuramente ha avuto un effetto devastante per la difesa di Porto Torres, che non riesce magari con i due piccoli a tamponare quelle che sono un po' i tagli dentro l'area che permettono canestri facili. Il problema principale è poi che comunque Porto Torres non è riuscito più a trovare delle soluzioni offensive che gli permettessero delle scelte più
tanta garra a Porto Torres per provare a rimettere in piedi questa partita. Noi ci prendiamo una piccola pausa per quanto riguarda questa partita, ritorneremo per seguire il terzo quarto, restate con noi. Grazie per averci seguito almeno fino a questo momento. Intanto in campo Spero che lo capisca. Wieder bei Mateusz Filipski. Falki lässt Brian Bell wunderschön aussteigen mit einem Fake. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org.
Torniamo in diretta per l'inizio del terzo periodo di questa partita. Il punteggio, ve lo ricordiamo, è di 44-32 in favore della Briantais 84 Cantù, che sta meritando, soprattutto per quanto visto nella seconda parte di secondo quarto, con uno spettacolare Filippo Carossino, salito in cattedra, 15 i punti messi a segno fino a questo momento. Intanto ci prova Raurai, palla recuperata però da Mosler, prova a girare su se stesso Mosler, grande palla per Filipski che non riesce nell'atto di tiro, subisce comunque fallo. È il secondo per Santorelli, coach ha iniziato spingendo ancora Cantù in questo terzo quarto. Adesso è ovvio che loro cercheranno di mettere più in difficoltà possibile per non far rientrare Porto Torres, che dovrà lavorare molto in attacco, essere più organizzata e difendere forte. È un buon inizio, i 2 punti messi a segno da Marek Mateusz Filipski, 39 segnati nella gara d'andata, lo ricordiamo, nella gara d'andata di campionato ovviamente. Giocatore eccezionale. Intanto Geninazzi verso Papi, primo, solo primo ferro, e allora Filipski, ancora Filipski dentro da Mosler, è quello che serve, seconda versione dentro Dominic Mosler, 36-44, parziale di 4-0 in questo terzo periodo. Carossino, servito ancora da Santorelli, va Carossino, un grande Lorenzo Carossino, 17 punti. Ha preso veramente la squadra sulle spalle Carossino fino a questo momento. Non è ancora stato della partita coach Simone De Maggi, che lei conosce bene sicuramente. Il problema è che con questo quintetto starebbero fuori con un 4,5, perché Papi e Geninazzi sono 4 e quindi per mettere De Maggi bisognerebbe togliere Carossino e inserire Sagar, quindi dovrebbe cambiare 2 uomini. E non è proprio il caso di levare Filippo Carossino. Qua ancora Carossino, 19 in questa partita, mostruoso Filippo Carossino. Puggioni per orchestrare l'attacco di Porto Torres, Dominic Mosler, il rimbalzo è ad opera di Marek Filipski. Secondo fallo per Geninazzi, secondo anche nel periodo per quanto riguarda la Briantais 84 Cantù, che ha comunque un buon margine, più 12, 48-36, mancano 7-47 alla fine di questo terzo periodo. Filipski controlla ancora Mateusz Marek Filipski, dentro verso Bandura, deve tirare Filipski, lo fa in questo momento, solo ferro, palla corta. Ottima difesa ancora da parte di Cantù, che come già detto a più riprese sta dimostrando di essere la migliore del campionato. Intanto Geninazzi, fortunato che da quelle parti transitava Carossino. Geninazzi e Carossino scambiano 6 per chiudere, ancora una volta bravo, stavolta bravissimo Mosler ad uscire dopo aver recuperato un grande pallone. C'è fallo di Puggioni, fallo evitabilissimo, erano in transizione 4 contro 3, è andato a tagliare fuori Raurai, che comunque era l'ultimo uomo, fallo un po' ingenuo che poteva essere importante andare a canestro in questo momento. Secondo fallo per Luca Puggioni, primo di squadra per Porto Torres, lo ricordiamo, siamo 48-36 all'interno del terzo periodo di gioco. Ci ha provato Papi, palla che sbatte sul tabellone e offre la possibilità a Porto Torres di attaccare con Filipski. Ancora Filipski verso
Bandura da sotto canestro. Bandura ha perso il tocco che aveva soprattutto nel primo periodo. Bandura ne sta risentendo tantissimo Porto Torres. Occhio ancora al grandissimo punto messo da Jack Geninazzi. Sotto mano di sinistro, non facile, ha cercato anche il fallo, ma non c'è stato un contatto tale che potesse essere fischiato. Porto Torres con la palla fra le mani di Filipski, si fa vedere Bandura, 9 secondi per chiudere, vediamo cosa si inventa Filipski, va dentro da Mosler su una ruota. Mosler, niente da fare, ci ha provato ad arrivare Oscar Jimenez, è arrivato un fischio anche del direttore di gara, palla che dovrà passare dalle mani del signor Emanuele Palazzo prima di essere rimessa in gioco. Riparte quindi Cantù con Carossino, stesso Filippo Carossino in no look verso Papi, non entra nel pitturato Papi, c'è Raul Rai non servito e allora Carossino ancora 10 secondi alla fine, bellissima palla per Geninazzi che mantiene l'interno del campo. 3 secondi di Santorelli. Fallo dei 3 secondi di Santorelli. Buona difesa di Porto Torres, in questa azione ha costretto Cantù ai 3 secondi. Vedete, molto aggressivi sulla palla. Molto aggressiva la difesa di Cantù, senza fallo soprattutto. Parte Raul Rai, ancora Raul Rai, grandissimo slalom. Pivot, è un grande numero 10 Raul Rai. È un giocatore penso unico al mondo, veramente. 52-36, rischia l'imbarcata qua Porto Torres, sembra aver spento un po' la luce. Porto Torres, qua c'è fallo anche di Filipski. Vedremo se darà il colpo del KO definitivo. Carossino, altri 2 liberi. Ne ha tirati 8, ne ha segnati 7. Carossino. Cambio di coach, se ne è fuori Filipski, dentro Falchi, ce la spiega questa scelta? Sicuramente per far prendere un po' di fiato, perché ovviamente conoscendo la forza di Filipski, Briantea sta pressando, raddoppiando e non gli permette di prendere i suoi soliti tiri. Allora ancora Porto Torres, dopo un tentativo di Carossino sbagliato. Falchi verso Bandura, ancora Bandura, dentro da Falchi, Falchi! Preso fallo. Bruno Falchi, il presidente giocatore del GSD Chiei è stato Porto Torres. Andrà a prendersi questi 2 tiri liberi, è dal 1996 che milita a Porto Torres. Bruno Falchi è stato anche un giocatore della nazionale a suo tempo. Ha avuto un'esperienza in nazionale, sì, Bruno. Vediamo Cantù che addirittura un cambio a 4 e giocherà con la donna, questo gli permetterà di giocare con 4 lunghi. E in questo momento giustamente coach Bergna, uscendo Filipski, entrando Bruno Falchi, il Porto Torres sicuramente perde in altezza, quindi sarà difficile adesso magari per Porto Torres difendere in maniera equilibrata. Vediamo se il tecnico del Porto Torres rimetterà Filipski in campo. Ricapitolando, dentro Berdun, De Maggi e anche Mariana Perez, sì, con il numero 13, dentro Sagar, anche e Carossino è rimasto l'unico in campo. Ian Sagar. Esattamente. E Carossino l'unico ad ampi meriti, almeno secondo noi, ad essere rimasto in campo. Ma Falchi sbaglia il suo secondo tiro libero. E allora proprio Simone De Maggi. È il suo lavoro. Eccolo De Maggi,
provato ad esordire buttando dentro i primi 2 punti di questa partita, non ci è riuscito. Allora si passa da Carossino verso Verdun si va verso ancora una volta verso De Maggi, palla recuperata da Porto Torres con il rimbalzo preso dal presidente giocatore Bruno Falchi. Va Falchi, non lo lasciano tirare, ancora Falchi si gira, serve Bandura. Falchi verso Puggioni, 8 secondi per concludere, Puggioni va dall'altra parte, ancora Bandura, prova a riaccendersi Porto Torres, lo fa con questi 2 punti di Bandura, 38 e 39 per Porto Torres, distanza ancora molto ampia, però 52 appunto per Cantù, 39 Porto Torres. Intanto dentro è la coperta corta, purtroppo chiudendo sui lunghi, doppio taglio di Carrozzino e Verdun è rimasto da solo per un canestro facile. Verdun ha avuto tanto tempo e spazio per pensare e tirare, alla fine ha messo dentro i suoi punti numero 6 e 7 di questa partita. Intanto Porto Torres dentro con ancora una volta Bandura, 54-41 più 13. De Maggi verso Jan Sagar, ottimo canestro da parte di Sagar. 56-41, ora è difficilissimo per Porto Torres, coach. Sì, c'è sempre, anche in questa occasione Sagar ha preso un tiro senza marcatura, è difficile difendere contro 4 lunghi. Soprattutto è difficile anche attaccare contro 4 lunghi. I 4 lunghi scelti da coach Marco Bernia stanno premiando appunto le scelte messe in essere dal coach Canturino. C'è da dire che il roster di Cantù è di un altro livello rispetto a quello di Porto Torres, e se non livello almeno numerico, soprattutto più avanti, almeno in questo momento. Anche il fattore psicologico, 13 vittorie in campionato, coach. Ma anche qualitativo, non è un fatto solo di numeri, hanno degli ottimi tiratori, hanno 2 centri non eccessivamente alti come Sagar e Filippo Carossino, che oggi ha giocato anche da esterno, quindi diverse soluzioni per Marco Berni. Sagar, difesa rocciosissima per Jan Sagar, siamo già dall'altra parte con Verdun, facilissimo questo canestro per Verdun, Damian Verdun mette dentro i punti che valgono il più 17 per Cantù. Ha provato a rubare il pallone De Maggi a Bandura, il direttore di gara ha qualcosa da dire. Primo fallo per De Maggi, semplice rimessa, però 1 minuto e 20 alla chiusura, ancora 58-41. C'è Bandura che ha commesso il fallo in ostruzione verso anzi il fallo è di Puggioni proprio su Simone De Maggi. Non è troppo d'accordo Mosler. La legge della panchina corta sta condannando Porto Torres almeno fino a questo momento. La qualità però di Cantù è venuta fuori con il passare dei minuti. Qua Bruno Falchi. Ha fatto il 0 su 3 e lui al limite sta in balzo. Rimessa affidata a De Maggi. Carossino ancora verso Simone De Maggi. Vediamo se si inventa De Maggi questo tiro. Non arriva a rimbalzo Mosler, la palla è comunque per Porto Torres, non c'è stato il tocco di nessun giocatore in maglia blu. Serve un miracolo ai giocatori di coach Sené per provare a rimettersi in carreggiata in questa gara. Falchi, 15 per chiudere, 43 ne mancano alla fine del terzo periodo. Bandura
Bandura verso Mosler, serviva. Questi due punti di Mosler, meno 15. Perde qualcosina in difesa, è la peggiore delle 4 in gara. Porto Torres, che concede circa 70 punti di media in questo campionato, addirittura una differenza canestri negativa. Porto Torres. Mosler è andato a fare un raddoppio per non permettere un tiro in mix match a De Maggi e Sagar ne ha approfittato. Lo stesso Verdun era andato a recuperare un pallone perso da Bandura in uscita, finisce anche il terzo periodo. Coach, è stato un terzo periodo ancora una volta all'insegna di Cantù, che intanto è davanti più 17. Ma fuori Filipski, dentro 4 lunghi, già aveva un vantaggio, quindi non ha fatto altro che mantenere e aumentare anche se minimamente quel vantaggio. Non sarà semplice rientrare per Porto Torres, anche perché adesso la fatica, soprattutto per Mosler, ma anche Pugioni, Menez, che hanno già 30 minuti sulle spalle, non sarà facile. 1 minuto e 20 all'inizio dell'ultimo periodo. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi per vedere anche l'ultimo periodo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Torniamo in diretta, rieccoci qui per raccontarvi il quarto ed ultimo parziale di questa prima semifinale della Final Four di Coppa Italia 2019. Si gioca a Porto Torres, i padroni di casa sono in campo in questo momento, sfidano la prima e la strafavorita, lo possiamo dire, coach, Briantea 84 Cantù, che è davanti più 17, almeno fino a questo momento. Si ricomincia a giocare con De Maggi con la palla fra le mani. Possesso per Cantù quindi in questo ultimo parziale di gara. De Maggi servito da Carossino, chiede l'1-2 Carossino, alla fine De Maggi va da solo, si prende un tiro complicato che sbatte sul ferro e regala possesso a Filipski verso Bandura al tiro, Bandura serviva, i punti di Bandura è un po' mancato soprattutto nel terzo periodo. Carossino verso De Maggi ancora per Carossino, c'è stato fallo, attacco di Sagar, fallo in attacco di Jan Sagar, primo fallo di squadra per Cantù, anche primo fallo personale per Jan Sagar. È tornato in campo Filipski intanto per Porto Torres, così come Jimenez. C'è bisogno di un ipotetico arrembaggio in quest'ultimo periodo, coach. Beh, noi guardiamo il tabellone, Cantù ha mantenuto una media dei 20 punti a tempo e Porto Torres dopo il primo quarto sicuramente a livello realizzativo è calato, la differenza la sta facendo appunto la fase offensiva, anche per l'ottima difesa di Cantù ovviamente. Cantù torna a scegliere di non difendere su Luca Pugioni, scelta che si trova ad essere nuovamente sbagliata. 47-60, meno 13, parziale di 4-0 nell'ultimo periodo. Tanto 1 minuto e 20 è trascorso sul tabellone, serve un miracolo ai ragazzi di coach Sené. Intanto c'è stato un 5 secondi da giocare, tiro veloce, errore difensivo di
del Porto Torres che ha lasciato Verdun sulla rimessa. Un tiratore non andrebbe mai lasciato sulla rimessa da solo. Verdun si è andato a prendere con pochissimo tempo un tiro che può significare blackout totale per Porto Torres. Ci prova invece Filipski andando dentro, dove però non trova nessun compagno, e allora arriva la prima palla persa di Porto Torres in questo quarto periodo. Ricomincia Cantù da Carossino, che ha giocato un po' in tutti i ruoli da quando è entrato in campo, coach. Adesso ha trovato questo nuovo ruolo in lunetta, perché avendo un buon tiro sui liberi, l'abbiamo visto, se viene lasciato solo diventa devastante. Eccolo qua infatti Carossino, 23 punti. Filipski. Bandura con 5 da giocare, recupera il rimbalzo, il ferro è stato toccato, 13 secondi, canestro e fallo. Grandissimo rimbalzo offensivo, ancora una volta, in questo caso Carossino ha guardato la palla che dopo il tiro ha lasciato il taglio all'attaccante che ha preso il rimbalzo, e si pagano sempre queste cose. 64-49, 7:34 da giocare. Non chiude il gioco da 3 punti Bandura, e allora si rimane sul 64-49. Carossino gioca verso Ian Sagar, ecco Carossino dentro da De Maggi, grande azione, però c'è da notare una cosa: Porto Torres torna in difesa, si schiera una zona stretta e permette ai giocatori del Cantù di piazzarsi. Questo andrebbe evitato, anche una ragazza come la Perez andrebbe tenuta lontana, invece è una difesa troppo passiva e non si recupera una partita in questa maniera. Non sembra avere la giusta continuità sia sotto canestro che in difesa Porto Torres per provare a rientrare. Ancora dentro i 2 punti di Verdun. Massimo vantaggio, 68-49, più 19. Pugioni verso Filipski. Palla per Bandura. Ha sbagliato anche Bandura. Può essere quella che è la parola fine su questa partita, soprattutto se Carossino qua dovesse trovare la via del canestro, così è. Più 21 per Cantù. Più 21 per Cantù, che in campionato ha qualcosa come una differenza canestri, qualcosa come 252 in attivo. Una squadra che è veramente forte, se solo pensate che Porto Torres si trova a -8, quindi addirittura ha subito più canestri di quello che ha fatto, nonostante si trovi in quarta posizione di classifica. È giusto per farvi capire quanta distanza c'è fra le due realtà. Cantù viene anche da 3 campionati di fila vinti, 3 Coppe Italia vinte, 3 Supercoppe italiane vinte. Un secondo e un terzo posto in Coppa Campioni, che quest'anno non potrà difendere come piazzamento perché non è riuscita a qualificarsi per la Final Four. È uscita proprio nella partita prima. In maniera abbastanza inusuale, perdendo gara 3 di 23 punti contro l'Albacete, una sconfitta che nessuno si aspettava di quelle proporzioni. È dal 2012 che non mancava un appuntamento con le Final Four, Cantù. Esattamente. Intanto torniamo in diretta con il punteggio che è rimasto invariato, 70-49, più 21.
De Maggi, servito da Berdun, Carossino ancora da Berdun, c'è Jan Sagar nel pitturato, eccolo servito, Sagar! Troppo morbida la difesa di Porto Torres, Sagar non ha problemi. Diventa veramente difficile in queste condizioni. Puggioni. Filipski. Verso Bandura. È mancato molto nel quarto periodo. Christoph Bandura. Sagar. Verso Carossino, c'è libero di tirare ancora una volta Sagar, servita invece Martinez, anzi Perez, scusate, Mariana Perez, mi perdonerà. Intanto arrivano 2 punti messi da Dominic Mosler, chiama time out a 4:51 dalla fine. Coach Lamin Sene sulla panchina di Porto Torres ormai dal gennaio scorso, ha allenato tra le altre la Almik Sassari per il basket in carrozzina, ha evitato la retrocessione lo scorso anno, ha portato la squadra ai playoff quest'anno. Non penso si possa rimproverare molto a coach Sene. Ma la lettura della partita è nel momento in cui Cantù si può permettere di cambiare 4 giocatori tutti insieme e non solo mantenere un equilibrio di squadra, ma addirittura dare un ulteriore break. E quando uno raschia il barile, soprattutto poi la mancanza dei punteggi chiave, non tanto nei giocatori ma dei punteggi chiave, un solo punti-uno Jimenez che deve sobbarcarsi magari 40 minuti di partita, è ovvio che a lungo andare lo paga fisicamente. Il Cantù si può permettere di tenere fuori gente come Ravurai Ahmed, Sartorelli, Papi e Geninazzi, 4 atleti della nazionale italiana. Di cosa vogliamo parlare? Ha detto tutto lei, è tutto perfettamente coach. Parliamo di 2 realtà diverse se non opposte, quelle tra Cantù e Porto Torres. Questa è addirittura la prima di 4 sfide che vedrà appunto Porto Torres contro Cantù, perché manca la partita di ritorno in campionato e le squadre sono già accoppiate invece per i playoff che decideranno lo scudetto, quindi la Final Four scudetto si giocherà ancora con come prima semifinale Cantù Porto Torres, quindi le 2 squadre avranno tempo e modo anche per ritrovarsi fra campionato e Final Four di scudetto. Ha ripreso posto in campo Bruno Falchi per Porto Torres, ha fatto anche Matteo Veloce, fuori proprio Jimenez e Puggioni. Questo canestro buono da parte di Mosler e anche subito fallo. Sì, fallo di Carossino che ha cercato di recuperare la zona andando a retromarcia, e nel basket in carrozzina se c'è un contatto e tu vai a difendere la retromarcia non è ammesso ed è fischiato, è un fallo. Ringraziamo per tutte le delucidazioni il coach della nazionale italiana qui con noi oggi. Mosler mette dentro un altro punto in questa sua partita. Carossino va a prendersi anche questo tiro. Filippo Carossino, coach, le ha fatto una grande impressione immagino oggi Carossino. Ma io ho sempre creduto in lui, a prescindere, finalmente sta trovando una dimensione, Filippo ha delle ottime qualità tecniche, adesso sta migliorando anche caratterialmente, che era un po' il suo limite, è uno che pretende sempre il massimo, quindi quando commette degli errori spesso si demotiva, ma quando lui indovina una partita come questa poi è devastante. È in giornata di grazia qua Filippo Carossino, che ha sbagliato veramente pochissimo, quasi nulla in questa sua partita. Fallo ingenuo, canestro buono
Fallo di Falchi su Geninazzi. Fallo appunto commesso dal presidente giocatore Bruno Falchi, sarà quindi Geninazzi che chiude il suo personale gioco da 3 punti. 79-54 il punteggio, molto pesante a 3 minuti e 20 dalla fine. Falchi verso Mosler, ha subito fallo, non sul tiro però, coach. Sì, sul tiro, perché lui ha preso posizione andando all'indietro e Geninazzi, per cercare di difendere, ha fatto quel leggero movimento e probabilmente l'ha spostato. Un fallo diciamo molto non nettissimo, però che si può fischiare in un'azione di tiro come quella che sta eseguendo Mosler. È il quarto fallo per Jack Geninazzi. Va a sbagliare il primo libero Dominic Mosler. Mette dentro invece in secondo, 55-79. Riparte l'attacco. Cercheranno di muovere il tabellino di De Maggi, che ha fatto uno 0 su 5 finora. Carozzino in giornata di grazia, addirittura da 3, oggi gli riesce tutto. Va tutto bene a Filippo Carozzino ed è uno spettacolo per gli occhi. Più 3 per Cantù, ancora una volta il mattatore di giornata è Filippo Carozzino. Il coach non era neanche partito in quintetto oggi, il numero 22. No, assolutamente. Ovviamente lui è lo stesso punteggio di Adolfo Damian Verdun, che ovviamente ha tutto un altro ruolo. Per oggi Filippo si sta dimostrando anche un buon tiratore da fuori, quindi è giusto che il tecnico lo tenga in campo. Vediamo. Grande partita di Carozzino. Scusi coach. Prego, no, vediamo se De Maggi riesce. Niente, 24 secondi hanno impedito a De Maggi di andare anche lui al referto finora. Ecco Filippo, standing ovation. Esce dal campo Filippo Carozzino fra gli applausi anche di quello che è il pubblico di casa. Ha giocato una partita mostruosa. Filippo Carozzino si merita tutti quelli che sono applausi e complimenti che piovono da panchine e tribune. 82-55 più 27. 28 punti all'attivo Carozzino con 11 su 14 al tiro, veramente una prova incredibile. Grande prova di Filippo Carozzino. Statistiche pazzesche, anche perché si sta dimostrando un grande tiratore, ne ha messe pure 2 da fuori. De Maggi non ha ancora segnato. Ancora De Maggi, servito da Verdun, vediamo se si sblocca il tabellino di Simone De Maggi. È un tiro al bersaglio quello che sta portando Cantù al più 29. Pesante il passivo che sta subendo Porto Torres. Filipski ci prova, poche idee. Mancato completamente oggi in fase offensiva. Hanno difeso molto forte su di lui, hanno fatto questa scelta. Addirittura 4 punti con 1 su 10 al tiro. 1 su 10 al tiro per Filipski, che se pensate che nella partita di campionato ne ha messi 39, vuol dire che qualcosa ha capito coach Bernia. È servito. Vediamo in campo anche Laura Morato, atleta della nazionale femminile, quindi Bernia può permettersi di far giocare anche Laura. Ancora De Maggi, proprio Laura Morato al rimbalzo, altri 11 per chiudere per Cantù. La palla è verso Jan Sagar. Jan Sagar, primo ferro, ancora ferro e nulla. 84-55, un minuto alla fine di questa partita che ha visto trionfare Cantù. Il primo quarto bellissimo, il secondo così dal terzo e il quarto Cantù ha preso in mano le redini del gioco, ha fatto valere un roster più grande, qualità
sicuramente migliore sotto canestro, dal pitturato, fuori dalla linea. Sta quindi legittimando assolutamente la supremazia avuta in campionato e anche in questa partita. 86-55, nuovo massimo vantaggio, più 31, 24 secondi alla fine della partita, 12 per chiudere, ne ha Porto Torres, palla persa, polveri bagnate come dicevi tu coach per Filipski. Got back time, bravo Jack Geninazzi non fa altro che aspettare la fine di questa partita. Mancano 3 secondi, si stringono la mano i ragazzi in campo e arriva adesso l'ultima sirena. Vince Cantù con il punteggio di 86-55. Sarà quindi la squadra allenata da coach Marco Bernia, la prima finalista di questa Coppa Italia 2019 Porto Torres. Io ringrazio Andrea Farris per immagine e regia, ringrazio anche il coach Di Giusti per la telecronaca. Insieme a me nel farlo vi invito a restare collegati con noi per seguire la seconda semifinale, quella che vede contro Giulianova e Santo Stefano. Da Simone Sata è tutto per ora, linea alla regia. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 34